Ecco il tiro ed è gol de punta e il giocatore viene portato in trionfo. Perché io sento già la musichetta del Falco e Gabbiano. C'è il nostro Enrico Ruggeri. Enrico, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti quanti gli amici ascoltatori di Gol de Ponta. Già Devo per dire sentire una la tua cosa, voce, sì. sono stato Gol de Ponta prima di te. Oggi ci occuperemo Sì. di un campione nato a Bingol, o Bingol, che dir si voglia. A Bingol. Bingol, l'11 gennaio del 1978. Sì. Qualcuno si domanderà, e dove diavolo si trova Bingol? E in effetti mi stavo proprio... sì. Arrivare a Bingol è più facile di quel che si pensi. Basta prendere la Traspolesana, passare un piano degli Ma Oppi no. e poi ancora avanti, Polesella, Ma- Gerea e sempre avanti, Ma- stando bene attenti agli autovelox che in quel tratto lì ti ciulano. Bene, non Mamma appena mia. vedete l'uscita di Occhiobello Sì. è il momento di svoltare e proseguire fino al casello, una volta arrivati a Ferrara Sud, e poi ancora avanti fino a Argenta, Alfonsine, Porto Garibaldi. Da lì è tutta dritta fino a Bingol. Ma torniamo al nostro campione. Noi ci fidiamo, sì. Il nostro campione di oggi è una seconda punta di origine turca, ma di vedi. nazionalità austriaca. Si narra infatti che la madre turca si innamorò di un aitante e facoltoso uomo d'affari austriaco, proprietario di una catena di macchinette elettroniche innovative, con la peculiarità di non dare il resto. E con questo piccolo stratagemma costruì il suo impero in Austria, e la madre ovviamente se ne innamorò Anche su dopo questo aver qualche preso idea una ce l'ho, sì. fregatura in una delle sue dannatissime Macchinette, è il un nostro attimo. campione ha Sì? un'infanzia abbastanza difficile, viene deriso e maltrattato dai compagni di scuola proprio per il fatto di essere il fiol di quel che teggiava il resto alle macchinette. È un'infanzia terribile. Esatto, accumula rabbia, grinta, forza sì. d'animo. Il ragazzo non è certo il tipo da piangersi addosso, sa Bene. difendersi, non si farmetta i piedi in testa da nessuno, e questa miscela di voglia di rivincita la si nota in campo quando inizia la sua carriera nel 97-98 Sì. nell'Austria Vienna. Passerà poi in squadre come il Gerasdorf, Polten, della Miravaca Molding, il Rie del Malayaspor, il Konyaspor Rapid Vienna, il Kaiserspor. Però tutte queste, sì. Al gennaio del 2007, dove si accasa nel Grecia Verona. Ella E stasera. qui ha l'occasione di dare il tanto sognato colpo Colpo d'ara. Debutta il 13 marzo, poi invece il 17 marzo segna il suo primo gol Sì. in campionato, regalando un prezioso pareggio in trasferta con l'Albino Leffe. Siamo in Serie B. Bravissimo. Ma il 25 marzo è il suo giorno, la sua occasione per spiccare il volo. Allo stadio Bentegode si Sì. gioca il derby Grecia-Verona-Vicenza. Una partita strana, avara di emozioni. È vero. Il Grecia Verona raggiunge il vantaggio con un gol di Sibilano al 59esimo, ma il Vicenza raggiunge il pareggio con un gol di Nastos al 72esimo. Indimenticabile quella partita. Tutto sembra andare nel verso giusto, un pareggio pilotato, un rodino per entrambe le squadre, è una una sorta- sorta di non facciamoci del male. Ma al 94esimo Sì? ecco ciò che non ti aspetti. Greco pesca Ferrarese che mette al centro un pallone dalla fascia sinistra, e il nostro campione è lì, non può resistere, è il suo momento, l'occasione di regalare una vittoria in un derby, l'occasione di entrare nella storia. Assolutamente. Infatti si avventa sul pallone e con un'incornata volante trafigge il portiere bianco-rosso. Ma il nostro campione non sa cosa lo aspetta, lui è un puro, lui fa il suo dovere, è quello di segnare per la propria squadra, e pensa di aver fatto la cosa giusta, In un dare derby, la poi. vittoria al suo Grecia Verona, e invece E gli succede altri? l'impensabile, tutta la squadra avversaria si scaglia addosso di lui non capisce, non si capacita, dovranno spiegarglielo in turco che qui le partite Proprio si quello. combinano così, che non doveva segnare, che ha rotto tutti i piani, ha rotto tutti gli equilibri, ha rotto i maroni. No, è così appunto. Ma lui è Sì, un puro, lui non sa queste cose. è vero. Corre Bene. sotto la curva. Avrete sicuramente capito di chi stiamo parlando.
di Io sì. Muhammad Hakan Gündüz, Spettacolo. detto il trottolino turco, che nell'intento di dare il colpo d'ala ha dato il colpo definitivo alla sua carriera. È vero. Dopo quell'episodio infatti non venne più schierato in formazione. È vero, è vero. Dissero infortunio, ma nessuno ci credette. Lascerà mestamente il Grecia Verona con 2 gol a fine stagione e terminando poi la sua carriera nell'est Europa. Ah sì? Non In squadre sapevo, dove è come andato? chi te l'ha detto di segnare? Che Cassoffetolovia e lascia star che va ben così, t'ho detto. Poi anche nello Sporting l'era combinata nel Real qua si fa così, trova. O anche un paio di apparizioni nello dove? Sparta, ma scito imbecille e nell'Atletico. Dopo questa qua te poi tornata dove ti si è venuto l'ova, ecco. Assolutamente. Beh, grazie Enrico Grazie a Ruggeri. voi. Se Assolutamente. avete delle segnalazioni non esitate, scrivete. Per quello. Comunque mi trovate sui social network, mi trovate sulle mie pagine FB, insomma se volete mi trovate anche al bar. Ma lo ricordiamo. Sono stato bar prima di te. Esatto, proprio quello volevo dire. Grazie Prego, Enrico ciao. Ruggeri, grazie davvero.